Insomma, un giorno sono lì che cammino su e giù per il corridoio a casa con la chitarra in mano e mi suono sta cosa qua. E mi piace l'atmosfera così un po' cupa, perché chissà cosa ne salterà fuori. E non sto risolvendo granché a parte questo, ma a un certo punto si spalanca la porta, entrano dentro i ragazzi, i miei figli, tutti festanti che stavano giocando fuori in giardino e papi, e questa improvvisata mi ha suggerito la risoluzione, che è diventata na 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 na, uno sviluppo un pochino più vivace di quello che era la base originale, però è rimasta questa base per l'argomento che era la gamba d'ora, questa storia un po' cruenta che sentivo prima narrare dalla nonna quando da piccoli ci raccontava queste storie un po' così lugubri e ci faceva anche un po' spaventare, ma poi l'ho addirittura letta in un libro, sempre durante le varie ricerche sul dialetto, le tradizioni eccetera, che si chiamava El Cahú de la Pora, quindi il cassone della paura, e lì descriveva la vicenda di questa contadina che durante un incidente purtroppo perde una gamba e si fa fare una protesi, pensa, con i suoi averi, con i suoi ori, le monete, quindi una gamba d'oro. Ma le tre fiule, hubi dopo del mortore, nano dell'uno deniscust al campo hunt, con una vanga in pic de ciodega la ca e via la gamba. Na 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 na. Quanche è vero le cambio attacca vega, quanche è stracche alla fine le cruda so, ma a mezzanotte le hennaus che ga comando oi la me gambo.